Cominciamo. Buongiorno, bene arrivati. Facciamo oggi il secondo incontro dei 4. L'altra volta ho fatto un preambolo un po' lungo, ma ho dimenticato qualche cosa che posso adesso dire rapidamente, e cioè che questo ciclo di incontri prevede un certificato di frequenza che verrà rilasciato dal Ministero, dal MIUR, che ha fatto l'accordo con l'Accademia dei Lincei, quindi dal Ministero, dall'Accademia dei Lincei e dal nostro Istituto Veneto. Questo certificato, oggi come oggi, non ha un valore, come usa dire, spendibile. In relazione a questi provvedimenti di riforma dei quali si parla, può darsi che in futuro le cose cambino. Oggi come oggi comunque riteniamo giusto di dare questo certificato. Dato che abbiamo cominciato in ritardo, invece dei 5 incontri che avevamo previsto, ne facciamo, come sapete, solo 4 e questo è il secondo. Se avessimo fatto 5 incontri avremmo chiesto 3 presenze minime per il rilascio del certificato. Visto che gli incontri sono 4, ci accontentiamo, diciamo così, di 2 presenze, almeno la metà, per il rilascio di questa frequenza. Allora abbiamo a Padova la professoressa Calebiro, Diego Ellero da Vicenza si è trasferito a Nove, abbiamo la professoressa Bisi a Rovigo, la professoressa Godoli a Verona, qui a Venezia c'è il professor Stradiotto e la collega Serena Fornasiero e il professor Corrà Stefano. Corrà, che poi si è prenotato per un intervento. Dunque, l'altra volta c'è stato questo esperimento proposto dall'amico Stradiotto che riguarda la favola di Fedro del lupo e dell'agnello. Il tempo è passato, non ho potuto fare un paio di commenti abbastanza banali e semplici che rapidamente faccio ora. Tra le attività che vengono raccomandate nell'insegnamento dell'italiano ci sono la parafrasi e il riassunto. Il testo di Fedro e la traduzione scelta non erano difficili e quindi non penso che si possa, insomma, questa è la mia opinione, poi gli insegnanti sanno loro come regolarsi nel concreto della classe o delle classi nelle quali insegnano. Comunque non credo che valga la pena di far fare la parafrasi di un testo che è scritto nell'italiano corrente. Credo che ci sia una sola parola che può essere equivocata nella traduzione che abbiamo scelto, e cioè rivo. Rivo che potrebbe essere confuso con riva, mentre invece nel testo il rivo, come si sa, è il ruscello, il piccolo corso d'acqua. Quello a cui invece, e questo non c'è bisogno di far fare una parafrasi per collaudare la comprensione della parola rivo, altrimenti poi si sa che un eccesso di anatomia, stendi il testo sul tavolo anatomico, sezionalo, squartalo, scruta l'interno e l'esterno, significa poi un accanimento didattico che finisce per allontanare dal testo stesso, no? Quindi queste verifiche vanno effettuate con discrezione e in rapporto appunto alla situazione di classe. Invece mi pare che il testo di Fedro si presti molto bene a un riassunto,
a proposito appunto dell'argomentazione, perché è chiaro che ci sono due argomentazioni e controargomentazioni nella duplice battuta di dialogo tra i protagonisti animali e quindi per un riassunto forse la favoletta è adatta, perché poi non abbiamo un incontro sul riassunto che l'anno scorso facemmo, ma era un programma un po' diverso, perché il riassunto in genere si dice prendiamo i concetti importanti e infiliamoli e includiamoli, selezioniamoli per il riassunto. E però questa importanza in genere non viene definita e non è facilissimo definirla. Qui invece, in questo caso, mi pare che i punti fermi siano quei due preceduti e seguiti dalla premessa, l'agnello in alto o in basso? L'agnello in basso e il lupo in alto, adesso mi stavo confondendo, superior stabat lupus, e poi la violenza finale, no? del lupo sull'agnello. Ecco. Poi vedete qui, io mi sono qualche anno fa autonominato paladino di Malala, questa famosa ragazza. Adesso faccio una piccola considerazione da Fedro all'attualità, perché insomma la scuola, come si sa, ha il compito di fornire delle istruzioni, ma non si limita a istruzioni di carattere tecnico. Sapere scrivere è importantissimo, naturalmente, saper capire un testo altrettanto, ma anche deve pur dire qualcosa sui problemi del mondo contemporaneo e, senza cadere nei brevi cenni sull'universo, oggi il valore dell'istruzione insomma, è un po' sotto attacco. Ci sono le stragi dei cristiani, come sappiamo, e l'ultima ha colpito per l'appunto in Kenya l'università di Garissa, dove è stata fatta un'odiosa selezione di studenti cristiani. Pare che ne siano stati massacrati 150. Ed è solo l'ultimo episodio. Ma il problema dell'istruzione sotto attacco può essere, credo io, sollevato in una scuola che non voglia fare certamente propaganda, ma che però neppure deve ignorare problemi drammatici della quotidianità. Malala non è cristiana, è musulmana, e penso che la sua storia sia abbastanza nota. Nel 2012, vivendo insieme con la famiglia in una valle del Pakistan, la valle dello Swat, il 9 ottobre del 2012 fu oggetto di un attentato da parte dei talebani. Talebani poi significa studenti, ma studenti delle madrasa, cioè delle scuole coraniche. Non sto facendo un attacco al Corano, ma questi comportamenti, questi attentati e queste stragi hanno poco da invidiare, forse nulla, a quelle dei nazisti. Allora, dicevo, essendo in pullman con delle compagne, anzi, per un pullman che portava le ragazze che vivevano, disseminate nella valle dello Swat, le portava a scuola, trovandosi in pullman, accadde che alcuni armati fermarono il pullman, uno entrò nel pullman e disse: "Chi è Malala?" E le compagne istintivamente guardarono la ragazza di questo nome e questo
so come criminale, chiamiamolo così, le sparò colpendola alla tempia e il proiettile uscì sfiorandole l'occhio. La faccio corta, Malala si salvò miracolosamente. Fu curata prima in Pakistan, poi portata in Inghilterra e ha recuperato quasi completamente la normalità fisica, né sono state intaccate le sue doti mentali. Il 12 luglio del 2013 fece un discorso alle Nazioni Unite. Era il giorno in cui faceva 16 anni, quindi quando subì l'attentato ne aveva 15. La colpa di Malala era quella di essere figlia di un padre che era attivista ed è attivista per l'istruzione, particolarmente femminile, ma non solo, e come dicevo, il 12 luglio del 2013 fu invitata a tenere un discorso alle Nazioni Unite che sicuramente si può ancora ascoltare in YouTube e dura un quarto d'ora in un inglese facilmente comprensibile. Il discorso forse non l'ha scritto tutto lei, ma questo non è importante, lo ha detto con grande compostezza e si conclude questo discorso con queste parole. One child, one teacher, one book and one pen, quindi un bambino, maschio o femmina, un insegnante, un libro e una penna can change the world. Possono cambiare il mondo. Education is the only solution. Education first. Questa storia forse si può raccontare anche a una classe di ragazzini non molto grandi, perché fa capire come in certi paesi la questione dello studio non sia solo la noia dello studio, perché un po' di noia lo studio, un po' di sforzo, di sacrificio lo studio inevitabilmente lo richiede, anche se dobbiamo cercare di essere il meno possibile afflittivi, evidentemente, nel nostro lavoro di insegnamento. Ma, come dicevo, è questione che va anche oltre lo studio perché riguarda la dignità, lo sviluppo della persona individuale, lo sviluppo collettivo della società. E da allora io sono diventato un ammiratore di Malala e mi permetto di segnalare un libro che è una lettura utile, interessante e accessibile a grandi e piccoli, che è pubblicato da Rizzoli, uscì un anno fa, poco più, insieme col Corriere della Sera, dopo che Malala ebbe il premio Nobel nel 2014. Questo libro di Rizzoli, la immagine che vedete è presa da quel libro, mi pare. Questo libro di Rizzoli si chiama Io sono Malala ed è scritto dalla giovane ragazza che adesso vive in Inghilterra insieme con la famiglia, dove il padre ha avuto in offerta un posto all'ambasciata pakistana a Londra. E dicevo, scritto in collaborazione da lei con una brava giornalista inglese che è esperta di problemi di quella zona asiatica e del Pakistan e dell'Afghanistan in particolare. Ed è una lettura di grande interesse. Ecco, lo dico anche perché, oltre ai cristiani, anche altre scuole sono state oggetto di attacchi, particolarmente ripugnante quello che è avvenuto a dicembre dell'anno scorso, pochi mesi fa, a Peshawar, sempre in Pakistan, dove c'è circa altri 150 ragazzi, pare che siano stati massacrati perché avevano una colpa grave, non quella religiosa, ma quella di essere figli di militari. L'esercito in Pakistan
fa la guerra, diciamo così, ai talebani. Poi ci sono delle zone grigie dei servizi segreti, dicono libri e giornali, ma non ci addentriamo in questa materia, assai oscure. E quindi, insomma, se parliamo di civiltà, di valori civili, di valori umani, forse questi discorsi si possono anche fare. Noi non abbiamo questi problemi in Italia, almeno per ora, e quindi il problema si pone in termini meno vitali, laddove in altri paesi come la Nigeria, appunto, il Kenya, il Pakistan e altri, il problema può addirittura essere questione di vita o di morte. Da noi, grazie a Dio, non è questione di vita o di morte. Però queste favole, ci sono le favole di Fedro, ci sono le favole di Malala, che sono invece favole vere. Anche Fedro è vero se togliamo al lupo e all'agnello la loro animalità e li restituiamo all'umanità. Dicevo, queste favole si possono proporre in vista di quei valori formativi che integrano al sapere tecnico, alla matematica, all'italiano, all'inglese, eccetera, eccetera, integrano anche quei valori di una società che voglia dirsi civile. Scusate questa predica, ma insomma mi pareva il caso, con tutto quello che succede, di ricordare il mondo assai complicato nel quale viviamo. Allora, oggi entriamo nella maledetta grammatica e anche qui, insomma, vorrei ricordare che lo studio della grammatica, è banale dirlo, ma lo dico, è fondamentale in una società avanzata. La grammatica non si studia dove ci sono delle tribù che hanno solo la lingua parlata, tribù che ormai non esistono più perché in tutti i paesi c'è un'istruzione abbastanza avanzata e diffusa alla popolazione, di vario ordine, grado, valore, ma insomma l'analfabetismo, benché in Italia non sia scomparso, ma non entro in questo argomento, l'analfabetismo non è più dominante come lo era, diciamo, 100 anni fa, grosso modo. Ecco. Non sempre però riflettiamo in Italia, paese dove l'istruzione e la scrittura hanno una lunga plurisecolare vita, non sempre ricordiamo che al parlare parlato si aggiunge un uso consapevole della lingua, che comporta alcune pratiche, il parlare in pubblico, il parlare tra amici che è una cosa, il parlare in pubblico che è una cosa un po' diversa, l'uso della scrittura. Tutto ciò, queste abilità, la faccio corta perché penso che sia chiaro quello che voglio dire, tutte queste abilità richiedono un uso consapevole della lingua. La parola grammatica è particolarmente istruttiva da questo punto di vista. Perché? Perché noi possiamo dire che c'è la grammatica di tante varietà linguistiche. Tante lingue oggi sono rimaste orali. Perché? Perché la popolazione, piccoli paesi, un paio d'anni fa è stata scoperta una nuova lingua in Siberia che era parlata da una trentina di persone. Allora è chiaro che questa lingua, di quelle lingue in pericolo, diciamo, questa lingua non ha libri, non ha testi scritti e i 30 parlanti di quella lingua studiano il russo, immagino, o un'altra lingua grande. Ecco. I 30 parlanti di questa varietà siberiana scoperta da poco
hanno una lingua a rischio che ha le sue regole grammaticali. In che senso? Che ci sarà il modo per fare il singolare e il plurale, per fare il presente e il futuro. Questo è il primo senso della grammatica. Ogni lingua minore, ogni varietà, ogni dialetto ha una grammatica. Intendendo per grammatica le regole che regolano l'uso della comunità linguistica in questione. Grammatica però ha un secondo significato, che è quello che interessa le lingue colte, le lingue che si scrivono, e significa la descrizione delle regole. Dunque grammatica ha due significati: le regole che regolano la lingua e la descrizione consapevole di queste regole. Il secondo significato, se vogliamo usare una parola tecnica, si chiama metalinguistico. La grammatica come metalingua. Che significa metalingua? È la lingua che parla della lingua. Solo la lingua umana possiede questa proprietà. Bellissimi studi da molto tempo sono stati fatti sul modo di comunicare delle api o di altri animali, dalle balene a non so quanti altri animali, scimmie, chi più ne ha più ne metta. Ma il linguaggio delle api non è un linguaggio che può comunicare qualunque contenuto. Il linguaggio delle api, che si sviluppa attraverso dei voli, delle danze, dei vari movimenti, il linguaggio delle api serve a indicare la direzione di una fonte di approvvigionamento di fiori per portare all'alveare il risultato dell'intervento dello sciame, dicevo, la direzione e la distanza. Il linguaggio con cui le api fanno questa comunicazione è abbastanza efficiente, ma questo linguaggio non può parlare di se stesso, non ha la funzione metalinguistica. Solo la lingua umana possiede tale funzione. Ecco. Per questo, nella lezione precedente avevo fatto quell'intervento dopo quello sulla favola di Fedro di Roberto Stradiotto, su capito, capitò, capitano, sull'accento, sui diminutivi dei nomi personali, perché questa riflessione poteva essere collegata anche a una analisi grammaticale. Cosa è capitano? Nome maschile, singolare, mentre capitano è voce del verbo capitare e via dicendo. Allo stesso modo avevo citato gli omografi, quelle parole che si scrivono e spesso si pronunciano, ma non sempre allo stesso modo, ma che hanno un diverso valore semantico, di significato e grammaticale. Su questa strada si può fare molto, anche andando su quelle cose preliminari che si trovano generalmente nei libri di grammatica, le classiche coppie accetta, accetta, botte, botte. Anche queste coppie di parole, che si distinguono solo per la pronuncia di un unico elemento fonetico della parola stessa, si prestano ad essere analizzate grammaticalmente. Ma oggi, invece, dopo questi esempi periferici, alla periferia della grammatica, entriamo nella grammatica dura, cioè quella proprio importante. Ce ne parla Serena Fornasiero, come sapete,
il verbo eroe della frase transitività e intransitività. Questo argomento raccoglie in sé ha molte connessioni con il verbo e con altri aspetti dell'organizzazione della frase. Stamattina, pensando a quello che vi avrei raccontato, sono andato a rivedere i programmi della scuola secondaria di primo grado e mi ricordavo che c'era la famosa quadripartizione delle 4 abilità: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Non mi ricordavo, non faccio polemiche sui programmi, per carità, non sarebbe una grande perdita di tempo, però è strano che dopo queste 4 abilità si parla di riflessione sulla lingua. Meno male. Quindi quell'aspetto consapevole che è proprio di una lingua scritta, no? 2 punti: grammatica, sintassi, analisi logica. Al paese mio la sintassi non è una cosa distinta dalla grammatica. Correggetemi se sbaglio, perché la grammatica comprende, secondo la sua canonica definizione, comprende la fonetica, cioè lo studio dei suoni, la grafia, cioè la resa scritta dei suoni, poi comprende la morfologia, cioè lo studio delle forme, io amo, tu ami, la donna, le donne, bello, bella, ecco le forme che cambiano, la metamorfosi, diciamo, e per l'appunto la sintassi. Quindi invece i programmi dicono prima le 4 abilità, poi buona ultima arriva la grammatica con questa strana specificazione: grammatica, sintassi, analisi logica. L'analisi grammaticale non c'è perché si fa grammatica. Ci sono le classi di parole nominate. Ci sono le classi di parole, che è una cosa più complicata però che dire, si potrebbe dire. Invece, io sono amico dell'inglese e delle lingue, per carità. Poi si parla che si deve fare storia della lingua e società, praticamente tutto, insomma, nei 3 anni della scuola media, che se si potesse fare non ci sarebbe bisogno della secondaria superiore, dell'università, vivremmo tutti più felici. Quando si guarda l'inglese, si parla di verbi irregolari, come è noto l'italiano non ne possiede, no? Si parla di condizionale, con coraggio, di modi congiuntivi, indicativi, imperativi e condizionali, nessuna parola sull'italiano. Si parla di forma passiva. E come si fa ad affrontare queste cose se non si è fatto nella grammatica italiana che cos'è la modalità per cui un conto è dire sono le 3:30, un conto è dire scusa mi dici l'ora, o un conto è dire fammi un piacere, no? Ecco, sono le modalità. Come si fa a parlare delle relative in inglese se non sappiamo che cos'è una relativa in italiano? Ecco. Serena, scusami questo prologo, spero di non aver rovinato quello che stai per dirci. Prego. Allora, buonasera a tutti, a chi è qui e chi è nelle sedi distaccate, nelle sedi dove speravamo di raccogliere molti più docenti di quelli che in realtà si sono iscritti, ma speriamo di ottenere magari in futuro un successo migliore. Entriamo nella grammatica dura, prendendo di petto la questione perché il verbo che è al centro della chiacchierata di oggi è
l'aspetto più interessante, ma anche il più consistente, cospicuo e difficile da descrivere fra le varie classi di parole, e soprattutto ha dei risvolti sintattici importantissimi. Il verbo eroe della frase era il titolo, mi pare, seguito da punto interrogativo. Sì. Di questa lezione. Allora, intanto possiamo subito rispondere di sì. Il verbo è l'eroe della frase. Il verbo, almeno da un punto di vista sintattico, è proprio l'elemento portante di una frase, non solo in italiano, ma in tutte le lingue. Si può benissimo azzardare l'affermazione che il verbo sia un universale linguistico. Fra le lingue note direi che non conosco esempi di lingue che non si siano attrezzate per avere una classe di parole che esprime quel nucleo di significati che conosciamo, almeno relativamente al verbo italiano. Già Aristotele ha scritto questa cosa, cioè che soggetto e predicato, cioè nome, componente diciamo nominale, e verbo, componente predicativa, sono gli elementi essenziali di un enunciato. E facendo un velocissimo passo avanti possiamo ricordare che anche Machiavelli, nel discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, definisce il verbo catena e nervo della lingua. Queste affermazioni, che erano, diciamo, forse non inserite in uno studio sistematico, nemmeno per Machiavelli, nemmeno per Aristotele, non fanno altro che venir confermate dalla riflessione grammaticale seguente. Il verbo, da un punto di vista sintattico, condiziona gli elementi che entrano a far parte di una frase attraverso la sua struttura argomentale. Ossia, il verbo condiziona, organizza intorno a sé gli altri elementi della frase sulla base delle sue caratteristiche semantiche. Parlare di struttura argomentale significa vedere come elementi che riguardano il significato di un verbo entrano a far parte della sintassi, che è una categoria, un elemento della grammatica. Quindi il significato del verbo e quindi il piano semantico e il piano sintattico si integrano nel momento in cui si parla di struttura argomentale. E se ne parla relativamente da poco tempo, cioè da quando un linguista di nome Teniers, francese credo fosse, o belga, nel 59 ha impostato per la prima volta questo tipo di ragionamento, guardando la natura dei verbi come si potrebbe guardare a un arcipelago o a una singola isola o a un pezzo di puzzle, cioè a qualcosa che intorno a sé può richiamare elementi frasali, sintagmi, e gli altri sintagmi intorno al verbo sono i principali, sono sintagmi nominali, e gli altri sono sintagmi preposizionali, li richiama sulla base e nel numero rappresentato dalle sue cosiddette valenze o dai suoi argomenti. Abbiamo dunque dei verbi il cui significato semantico predispone una frase in cui ci siano 0, 1, 2, 3 o anche più argomenti, perché quel verbo, come un elemento chimico, è portatore di un certo numero di valenze.
questa struttura argomentale adesso comincia a essere presente, rappresentata a tappeto nelle grammatiche in circolazione. Non lo era di sicuro quando io sono andata a scuola, posso ricordarmene molto chiaramente. Quando io sono andata a scuola si diceva che il verbo esprime un'azione e basta là. Il verbo in realtà non fa solo questo mestiere, non esprime solo un'azione, quindi già i ragazzi delle medie, io le chiamerò scuole medie, scusatemi se non dico quella lunga frase che mi dimentico tutte le volte. Il verbo è una parola, prendo la definizione di Serianni e mostro una delle possibili manifestazioni della sua grammatica italiana, che è una eccellente grammatica di riferimento, non è la più ambiziosa in circolazione, quella più ambiziosa è un'altra, ma sicuramente è una grammatica molto esauriente, molto intelligente e su cui si può fare affidamento. Edizione Utet, ristampata anche sotto forma di garzantina, un po' più maneggevole e anche più economica, ma insomma altrettanto degna di fiducia. Allora Serianni dice: il verbo è una parola variabile, e già qui mettiamo un asterisco che dopo ne parleremo, indicante A, un'azione che il verbo compie o subisce. Scusate, un'azione che il soggetto compie o subisce. B, l'esistenza o lo stato del soggetto. C, il rapporto fra soggetto e nome del predicato. Ora, questa eccellente definizione non può essere passata pari pari ai ragazzi, perché che sia una parola variabile è un concetto che va spiegato. Ne ha parlato un attimo fa Francesco Bruni, precisando che la morfologia, ossia la possibilità di avere femminile, maschile, singolare, plurale, nomi o aggettivi o pronomi, la possibilità di avere forme diverse a partire da un verbo per il presente, il passato, il futuro, il modo indicativo, congiuntivo, gerundio, eccetera, per persone prima, seconda, terza singolare, prima, seconda, terza plurale, cioè il modo che la nostra lingua ha di adibire una parte delle parole a render conto di alcune grandezze. Questa variabilità riguarda la morfologia, appunto, e noi dovremmo prima spiegare ai nostri ragazzi quali sono le classi di parole, quante sono e quali di esse siano variabili e in che misura e secondo quali parametri. Poi dovremmo spiegare che cos'è il soggetto. Il soggetto viene spesso definito come colui o ciò che compie l'azione o svolge l'azione, e naturalmente sappiamo che questa è una definizione incompleta e imprecisa, anzi sviante se vogliamo dirla tutta, e infatti anche Serianni in questa sintetica definizione integra subito dicendo che il verbo è una parola che indica un'azione che il soggetto compie o subisce, alludendo alla forma attiva e alla forma passiva. Però anche definire soggetto è molto difficile. Proprio la teoria di Teniers, che riguarda la struttura argomentale del verbo, ci viene in aiuto. I verbi, secondo questa tassonomia, possono avere
in italiano, non in tutte le lingue, 0, 1, 2 o più argomenti, valenze. Se ne hanno una soltanto, vuol dire che quel particolare verbo, per dar luogo a una frase completa, grammaticale, nel senso di accettabile e sentita come corretta, quel verbo ha bisogno di un solo elemento frasale che lo accompagni. Cioè è come un pezzo di un puzzle in cui ci sia solo uno scanso, o come un'isola in cui ci sia un solo approdo. Questa componente frasale che si combina col verbo e lo satura, se è una sola, è il soggetto, cioè il soggetto è l'argomento principale del verbo. Questa definizione è già più soddisfacente perché poi affidata ai parlanti nativi, ai competenti di una certa lingua, si invera in una serie di esempi che hanno già sentito, già prodotto, che possono produrre o che potranno sentire in futuro e potranno riconoscere, per esempio, che un verbo come arrossire o tossire o correre è un verbo che dà luogo a frasi complete con l'apporto di un solo argomento, e questo argomento è il soggetto, un argomento nominale, un argomento contenuto, rappresentato da un sintagma nominale. Uso la parola sintagma, che non è proprio che corra sulla bocca di tutti gli studenti delle medie quotidianamente, perché sintagma c'è, è una parola che compare nei programmi delle scuole medie. E dunque i docenti si accontentano di saperne loro la definizione, oppure devono cercare di spiegarla ai loro allievi. Dunque noi possiamo anche provarci qui. Un sintagma è una catena di parole caratterizzata dal fatto di poter essere, può essere lunga a piacere, può essere lunga, diciamo, ma se proviamo a semplificarla, cioè a renderla più piccola e più semplice, la ridurremo a una parola sola, a un solo elemento costitutivo, e questa parola sarà la testa del sintagma, cioè la sua parte più riconoscibile e più caratteristica. Allora, un sintagma nominale potrebbe essere del tipo: il mio compagno di banco dell'anno scorso, Marietto. È un sintagma nominale. Posso provare a semplificarlo? Tolgo e mi resta Marietto, cioè un nome. Il verbo, un verbo come arrossire, si dichiara saturo, si dichiara soddisfatto se nella frase in cui si trova c'è un sintagma nominale. E questo sintagma nominale irrinunciabile per la grammaticalità della frase, in questo caso è il soggetto. Questi verbi monovalenti, che hanno bisogno di una sola valenza, sono quelli che in una nomenclatura più tradizionale e scolastica venivano chiamati intransitivi. La nomenclatura di transitivo e intransitivo sta diventando desueta. Non so perché non ho mai chiesto verifiche quanto gli insegnanti delle scuole medie la usino ancora, e forse la usano ancora perché è forse più avvicinabile dai ragazzini, però è anche scivolosa tante volte. Si dice il verbo intransitivo non fa transitare niente, cioè Marietto arrossisce
È finita così. Siamo contenti, non esce niente dal verbo. Il verbo non va da nessuna parte, non fa passare un'azione su altre componenti. Invece, se qualcosa transita fuori del verbo e va a finire su un altro sintagma nominale, il diretto concorrente del soggetto, questo secondo sintagma nominale, che è presente nei verbi bivalenti, quelli che sono soddisfatti con la presenza di due sintagmi nominali, se qualcosa transita, questo secondo argomento di solito è l'oggetto. Quindi Marietto detesta la matematica, è un tipico esempio di verbo biargomentale o bivalente, in cui il primo argomento è il soggetto, Marietto, e il secondo argomento è l'oggetto, la matematica o la grammatica, se vogliamo restare nei nostri territori. Non tutte le lingue, dati questi elementi, i costituenti sintattici di base, li dispongono nella stessa maniera. L'italiano li dispone così: soggetto, verbo, oggetto. L'italiano è una lingua SVO, si dice convenzionalmente, non sempre, ma prevalentemente. È una lingua SVO se la frase che stiamo osservando è una frase indipendente, se è una frase affermativa, cioè non è un'interrogativa, non è un'esclamativa, e se il secondo argomento, cioè l'oggetto, non è pronominale, perché devono essere rispettate tutte queste condizioni, altrimenti vengono fuori delle frasi che non combaciano, che non corrispondono allo schema della tipologia sintattica SVO. Molte lingue del mondo hanno questo ordine dei costituenti sintattici di base, però non sono la maggioranza. L'italiano, come molte altre lingue europee, è una lingua di tipologia al secondo posto, che sta al secondo posto, perché lo schema più diffuso è SOV, soggetto, oggetto e verbo alla fine. Più del 50% delle lingue del mondo hanno questa tipologia. Che è uno studio molto interessante, questo della tipologia linguistica. Ma tornando all'italiano, se noi abitiamo dentro questa scatola, no? Questa scatola sintattica in cui normalmente il soggetto precede il verbo e il verbo precede l'oggetto, ho detto che prevalentemente succede così, possiamo anche provare a cambiare l'ordine dei pezzi, l'ordine dei costituenti, perché in effetti ci sono tante possibilità di eccezione. Possiamo provare a dire con una forzatura retorica, in questo caso, la matematica odia Marietto. O possiamo dire queste leggi dobbiamo rispettare. Cioè possiamo provare a forzare, anticipare l'oggetto. Però c'è bisogno di una collaborazione del contesto, perché se noi prendiamo invece che la matematica è Marietto, Marietto è il suo amico, Giuseppe, e proviamo a dire Marietto detesta Giuseppe, non c'è intonazione che ci permetta di arguire che Marietto sia qualcosa di diverso dal soggetto. Cioè 100.000 ascoltatori nella frase Marietto detesta Giuseppe capiscono che è Marietto il soggetto e Giuseppe l'oggetto del detestare.
E cosa vuol dire? Vuol dire che la concorrenza fra i due argomenti principali del verbo è una concorrenza possibile, ma in realtà vinta sempre dal soggetto, che nel suo ruolo di argomento principale e argomento unico dei verbi monovalenti si accampa su una posizione difficilmente insidiabile. Poi se andiamo nei verbi più che bivalenti, cioè trivalenti o tetravalenti, le nuove componenti frasali sono invece rappresentate da sintagmi di solito preposizionali, cioè la cui testa, l'elemento di apertura, è una preposizione. E quindi non c'è più confusione. Come faccio a sapere come funziona un verbo che ho sentito poco, che non conosco, di cui non sono sicura in termini sintattici di come debba essere costruito? Beh, posso usare per esempio il primo dizionario che abbia fatto sua la logica della struttura argomentale dei verbi, cioè il DISC, che è questo. Io non sono sempre d'accordo con il DISC, a volte mi dissocio, però dentro al DISC, cioè il dizionario italiano i cui autori sono Sabatini e Coletti, due linguisti di lungo corso e anche due amici, in questo dizionario, che ha delle altre virtù, ecco, ma in particolare lo chiamo in causa per questa, i lemmi verbali sono sempre accompagnati da una precisazione che riguarda il numero delle valenze. Quindi prendo il verbo che so, mancare, e in un altro dizionario troverei mancare 1, mancare 2, mancare 3, oppure mancare, poi i vari usi distinti attraverso la glossa. Invece qui sono distinti anche attraverso il numero degli argomenti. Noi possiamo avere un mancare monoargomentale, posso dire in questa casa manca tutto, oppure manca il sale. Posso usare mancare con un ulteriore argomento di tipo preposizionale in questo caso, mi manchi moltissimo, quindi in questa frase c'è un soggetto che è tu, un verbo, manchi, il soggetto è sottinteso, e poi un beneficiario, diciamo, un complemento di termine che è il mi, manchi a me. E questa è una costruzione tipica del verbo mancare a qualcuno. Ma possiamo avere anche un mancare transitivo, usando un vecchio termine, cioè biargomentale, ma con due argomenti, due sintagmi nominali. Per esempio, ho mancato il bersaglio. Tutte queste cose sono discusse nelle voci, nei lemmi del dizionario di Sabatini e Coletti. In alcuni casi verbi apparentemente uguali, identici, anzi apparentemente verbi unici, sono distinguibili proprio grazie agli argomenti, e si scopre così che hanno anche parti della morfologia distinte. Prendiamo il verbo riflettere, per esempio. Se è monoargomentale significa pensare. No, sto riflettendo. Basta il soggetto, è un verbo con una
valenza sola, ma può essere biargomentale. Lo specchio riflette la tua immagine e sono proprio due verbi diversi, cioè non sono due usi diversi, uno un po' più traslato, uno un po' più antico, uno un po' più colto dello stesso verbo, sono due verbi diversi. Il participio passato ce lo dimostra perché porta su di sé un elemento distintivo, quindi io rifletto, sto pensando, ho riflettuto. Participio passato di questo riflettere, mentre invece riflettere la luce, riflettere un'immagine, ha un participio passato diverso, che è riflesso. E non è l'unico caso. Allora qui si potrebbe prendere con gli studenti un certo numero di verbi che hanno un comportamento interessante. Dopo ho un esercizio che metterò nella piattaforma, un esercizio molto banale per la verità, non ho fatto in tempo a fare di meglio, ma si può giocare anche con queste cose qui, no? Si possono dare dei pezzi del puzzle con un'ansa, con 2 anse, con 3 anse, ce ne sono anche con 4 anse, quelli tutti scavati, e poi distribuire infiniti lemmi verbali e dire ai ragazzi: adesso costruisci una frase con questo verbo in modo che abbia 2 valenze o 1 valenza o 3 valenze. Oppure si potrebbe anche fare il pezzo del puzzle giallo da una parte e verde dall'altra, il giallo è attivo, il verde è passivo, e fammi una frase con il verbo mancare al passivo, biargomentale, vedere, e magari dargli un tempo, non so, gerundio passato, vediamo se è capace. Sotto forma di gioco potrebbe anche funzionare. Dunque, solo per snidare che cosa voglia dire che il verbo è una parola variabile e che cosa sia il soggetto, abbiamo dovuto entrare in zone non banali della grammatica italiana. E questo non è che l'inizio. Non è che l'inizio e si potrebbe continuare. Io pensavo di evitare la parte più scolastica, ma ho portato in regalo un capitolo di un libro che non ho mai pubblicato, il capitolo riguardante il verbo. Era in realtà un corso OFA, cioè un corso di recupero per studenti universitari che non avessero superato il test di competenza in lingua italiana. Poi scrivi e scrivi, lezione dopo lezione è diventato un quasi libro che non pubblicherò mai, quindi sono ben lieta di mettere sulla piattaforma questo capitolo qui, dove in maniera molto facilmente fruibile, quindi in un modo che potrebbe anche andare bene per i ragazzi delle medie, che può essere adattato, insomma, ma in maniera, spero, non troppo banale, l'argomento del verbo per morfologia, grammatica e sintassi è trattato in maniera piana. Quindi salto tutto quel che riguarda i modi, i tempi, le coniugazioni, cioè la parte più facilmente reperibile anche altrove, e vorrei spendere qualche parola sull'uso degli ausiliari e sulla distinzione fra predicato verbale e predicato nominale. Poi mi diranno i docenti presenti nelle varie sedi se hanno voglia di approfondire qualche argomento particolare. Gli ausiliari sono
quei verbi che affiancano il lemma di un verbo di significato pieno per costruire le varie forme dei tempi composti o dei tempi del passivo. Convenzionalmente noi pensiamo subito al verbo essere e al verbo avere. Questi due ausiliari sono in realtà affiancati anche da qualcos'altro che poi, se ci sarà tempo, vedremo. Soprattutto per il passivo c'è qualche possibilità in più. A tante classi di studenti universitari io ho chiesto a bruciapelo: secondo voi in italiano si usa di più avere o essere? E tutti, come un solo uomo, hanno sempre risposto avere. Ma vorrei spezzare una lancia a favore di essere. Nel senso che essere ha uno spettro d'azione che non sempre le grammatiche scandagliano con quella pedanteria che sarebbe necessario. Un po' siamo anche condizionati dal fatto che molte lingue europee, per non parlare delle lingue che non conosco, più esotiche, eccetera, molte lingue europee hanno un sistema di ausiliari molto più semplice dell'italiano. Un po' siamo condizionati dal fatto di pensare solo alla formativa. Fra i verbi, sì, quasi tutti hanno avere come ausiliare, perché solo una parte dei verbi intransitivi, non tutti i verbi intransitivi, ha l'ausiliare essere. Quindi ho preparato uno schemino riassuntivo per vederli insieme a voi. Allora, vediamo se compare. Qui insomma si parla delle coniugazioni, delle vocali tematiche e poi si comincia a parlare degli ausiliari. Intanto il verbo essere ha l'ausiliare essere, io sono stato. Poi no, le altre lingue ci condizionano. Poi hanno l'ausiliare essere i verbi impersonali, tipo mi sembra, mi è sembrato, eccetera. E una parte dei verbi intransitivi. Hanno l'ausiliare avere tutti i verbi transitivi nella forma attiva. Ma cosa succede nel resto dei casi? Allora, intanto che, se facciamo un passo indietro, i verbi intransitivi, cioè i verbi monovalenti o monoargomentali, si dividono fra quelli che hanno l'ausiliare essere e quelli che hanno l'ausiliare avere e non è predicibile. Bisogna impararsi delle liste. Per esempio, qui è successo qualcosa. Bisogna impararsi delle liste e io ne ho messi alcuni e la competenza dei parlanti italofoni dovrebbe integrarle in automatico. Poi il problema è che alcuni verbi possono avere sia un ausiliare sia l'altro. Ho messo degli esempi. In alcuni casi il verbo non cambia il suo numero di valenze, rimane per esempio intransitivo come correre. In altri casi invece il cambio di ausiliare è dovuto al diverso comportamento argomentale. È il caso di annegare, per esempio. Il figlio dei vicini è quasi annegato, è un verbo monovalente. La seconda occorrenza di annegare è invece bivalente, ho annegato
i miei dispiaceri. C'è un soggetto e un oggetto. Qui proprio la natura, la struttura argomentale del verbo cambia. Ma ci sono tanti altri bei casi in cui l'ausiliare obbligatorio in italiano è essere. La diatesi passiva. I tempi, tutti, anche quelli semplici, del passivo si fanno con il verbo essere. Eventualmente sostituibile, ma solo per le forme semplici, da venire. Quindi Dante viene esiliato invece che è esiliato, ma per il passato prossimo devo usare per forza essere. Dante è stato esiliato, non posso dire è venuto esiliato. Per il passivo sappiamo che si possono usare anche altri ausiliari minoritari, tipo andare con doppia possibilità, un andare che sostituisce venire, cioè, non so, i tuoi capelli andranno rovinati o finiranno rovinati, qualcosa del genere, ma anche un andare che indica dovere. Quindi Maria va svegliata, che vuol dire deve essere svegliata, è un passivo che copre tutta la morfologia dei tempi. Poi i verbi in forma riflessiva. I verbi in forma riflessiva, anche i verbi transitivi, nelle forme composte hanno essere. Quindi io pettino la bambola, io ho pettinato la bambola, io mi pettino, io mi sono pettinata. Anche se questa forma riflessiva non è diretta, ma quella indiretta cosiddetta, del tipo io mi lavo le mani. Allora non è un vero riflessivo, perché io lavo le mani a me stesso. Però viene assimilata questa costruzione ai riflessivi perché il soggetto, qui bisognerebbe scomodare il concetto di coreferenza, che è un po' difficile passare ai bambini delle medie, ai ragazzini delle medie, il soggetto è comunque coinvolto nell'azione, non è proprio un'azione che ricada sulla stessa persona che la compie, ma solo sulle sue mani, però è come se il coinvolgimento del soggetto fosse appena un po' fuori centro. Ma poi ci sono anche i verbi, i cosiddetti, la mia maestra li chiamava i falsi riflessivi, noi li chiamiamo intransitivi pronominali o infiniti pronominali, il tipo vergognarsi, pentirsi, accanirsi. Anche qui io mi vergogno, io mi sono vergognato. Quindi questi non sono riflessivi, solo la loro apparenza può farli definire così, perché non sono transitivi. Cioè no, io non posso dire io vergogno te o io accanisco te. Esiste solo questo infinito pronominale che va a costruire delle forme simili nell'apparenza ai riflessivi. Anche questi hanno essere come ausiliare dei tempi composti. Lo stesso vale per i costrutti reciproci. Io saluto te, io ti ho salutato, ma gli amici si sono salutati, reciproco, perché gli uni hanno salutato gli altri e viceversa. Anche qui essere. I costrutti impersonali. Quando nominiamo i costrutti impersonali ci viene in mente sempre si dice, si è detto, si pensa, si crede, ma sono molto più interessanti quelli meno consueti, tipo qualunque verbo che possa essere usato in modo impersonale. Si piange.
Qui si piange, qui si è pianto, qui si è mangiato, qui si è sgavazzato, ausiliare essere. E costrutti passivanti. Quest'anno si sono vendute poche rose. E poi, forse i più interessanti di tutti, i costrutti che potremmo definire mediali. Il tipo me la cavo con questo pronome atono di vantaggio, chiamiamolo così, oppure mi faccio un panino, mi faccio una bella dormita. Se vado nei tempi composti, me la sono cavata, e questo là poi meriterebbe un'indagine, già, oppure mi sono fatto 2 ore di piscina, anche qui essere. E la cosa interessante è che qui c'è un verbo, c'è un soggetto, c'è un complemento oggetto. Il verbo normalmente, tutti questi verbi hanno l'ausiliare avere, ma nei costrutti mediali o nei costrutti passivanti o impersonali la frase grammaticale, cioè la frase accettabile, va costruita con l'ausiliare essere. Ora, non è così banale, e dopo sospendo. E non è così banale perché basta guardarsi intorno e si trovano gli esempi di agrammaticalità in questo tipo di costrutti. L'ultimo che ho visto è un manuale di scuola guida di grande diffusione, una scuola guida veneziana, fra l'altro, che dice: se si ha provocato un incidente e si hanno fatto dei feriti, convinti. sì, bisogna subito fare la denuncia alla polizia della strada. Vuol dire che c'è una qualche labilità nella competenza di questi costrutti, no? Sono esposti alla contaminazione magari del dialetto, per esempio. In questo caso il Veneto avrebbe l'ausiliare avere. Allora io sospenderei. Però poi ci racconti il resto della grammatica che pubblicherai. No. Mai. E invece potremmo dare la parola a Stefano. Stefano, Adesso giusto? facciamo un attimo di pausa. Facciamo un attimo di pausa. Così vediamo se ci sono anche domande e questioni. Giusto. E poi riprendiamo, insomma. No, è perché il verbo è un argomento talmente... È una lunga storia. È una lunga storia, sì. Va bene.